In Italia sono solo 4 e una si trova in provincia di Padova, le altre a Milano, Firenze e Messina. Parliamo delle scuole che addestrano cani guida per i non vedenti, cani destinati a cambiare la vita dei loro compagni. La scuola Triveneta, base a Selvazzano, ma che svolge parte dell'addestramento a Piazzola sul Brenta, tra i giardini e le scalinate di Villa Contarini, a fine 2020, nonostante il Covid, avrà addestrato e donato 9 cani. Potremmo definirlo un lavoro volontario. Il cane guida conduce il non vedente, quindi gli sta davanti, gli fa evitare tutti gli ostacoli. E questa è un'azione volontaria, perché se il cane guida non volesse camminare, non volesse guidare, non starebbe davanti al non vedente. Fondamentale il legame che si crea, un volersi bene che apre il cuore e fa scoprire un mondo nuovo. Al termine dell'addestramento il cane viene donato al non vedente che ne fa richiesta. Potremmo anche dire che il cane guida per amore, perché in una fase ben precisa dell'addestramento ci si rende conto che il cane ci fa evitare gli ostacoli, ci segnala le strisce pedonali, ci segnala i gradini, tutti i tipi di ostacoli, perché ci tiene all'essere umano che è vicino. L'addestramento complessivamente dura dai 6 ai 9 mesi. I cani vengono destinati con una breve cerimonia a una famiglia affidataria che li ospita e li mantiene per un anno. Fatto questo, il cane viene dato al non vedente per l'affezionamento e poi entrambe, cane e non vedente, raggiungono la scuola a Padova e per 2 settimane fanno un corso intensivo in cui imparano a guidarsi reciprocamente. È parte di un puzzle. Sono i sensi del non vedente e i sensi del cane che creano l'autonomia. Non è una delle due, è la fusione tra il cane e l'uomo. I soci dell'Unione Italiana Ciechi sono 3.500 in Veneto. Non tutti hanno bisogno o possono avere un cane, ma la collaborazione con la scuola è stretta. Il ruolo di chi addestra cani guida per non vedenti è un ruolo importantissimo. Si sa che il cane guida è un mezzo di autonomia del non vedente fondamentale. Ovviamente la scuola dei costi, ecco l'importanza di toccare la sensibilità dei cittadini. Bisogna sostenere la scuola, quindi io invito proprio tutti i cittadini a dare una mano a sostenere questo progetto con semplici donazioni liberali o piccoli lasciti testamentari. Servono poi famiglie affidatarie che si prendano cura dei cani durante l'addestramento. La scuola è arrivata ormai a 17 anni di vita. Noi abbiamo bisogno appunto di volontari che si approcciano a noi per diventare famiglia affidataria e quindi per sostenere il cucciolo dai 3 mesi fino ai 14 mesi. Stefania va ogni giorno in ufficio con Blu, che aspetta paziente che poi si torni a casa insieme. Io ho Blu, che è un Labrador color cioccolato, mi è stato regalato dalla scuola quasi 3 anni fa ormai, perché ho avuto la consegna a dicembre del 2017 ed è, penso, una delle cose più belle della mia vita. Gli ostacoli che prima dovevo cercare col bastone lungo la strada mi vengono automaticamente evitati da lui e la mia passeggiata è molto più veloce.